E adesso parliamo della protesta contro Equitalia, oggi del presidio, oggi a Treviso, dei simpatizzanti del movimento Veneto Stato contro quella che definiscono, come abbiamo detto, l'oppressione delle tasse. Quei lumini rappresentano quegli imprenditori che sono suicidati qui in Veneto perché non hanno potuto far fronte alle esosissime cartelle di Equitalia qui dietro, che sono arrivate cartelle impossibili. Sotto la sede di Equitalia a Treviso, il presidio promosso dal movimento indipendentista di Veneto Stato. Slogan, fischietti, alcune decine di persone con bandiere, striscioni, dei fantocci a ricordare gli imprenditori suicidi. Una concessionaria usuraia, incaricata allo Stato, e fa veramente morire le persone che non ce la fanno più a pagare le tasse, le proprie imposte. Chi è che ha fatto il debito pubblico? Mi? Lu? O i politici che vivono solo a Roma? Se io pagasse loro, perché io mi devo pagare tanto noi altri? Sempre e comunque noi altri. Equitalia è il braccio armato dello Stato italiano, perché Equitalia è un ente che si permette di mandare cartelle da strozzini a gente normalissima. Parole forti, ma presidio pacifico di Veneto Stato, noi non siamo per atti terroristici, avanzano però delle precise richieste a Equitalia, ribadite da una delegazione che ha incontrato i funzionari della sede trevigiana. Abbiamo chiesto che eliminino tutti i fermi macchina entro pochi giorni e che comincino con un atteggiamento che deve essere più di disponibilità nei confronti di quelli che secondo loro sono degli evasori fiscali, che secondo noi sono persone che non sono in grado di onorare degli impegni, ma che lo farebbero se lo potessero fare.